Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Cagliari. Allora, se ne stanno dicendo di tutti i colori nelle ultime ore. E prima era un giocatore da Sampdoria e adesso è un giocatore del Cagliari. Non so bene la formula con cui arrivi, sicuramente non arriva a titolo definitivo, ci sarà non credo un obbligo, perché non penso proprio ci sarà un obbligo. Un diritto, adesso la cifra esatta non la so, comunque qualche decina di milioni, se non di più, o meglio se non molto di più. Si parla anche di una clausola nel contratto di Simeone che prevede anche un eventuale, come cazzo si dice, avete capito? Ritorna alla Fiorentina se gli gira il cazzo. E a me sinceramente sta bene. Nel senso, non mi aspettavo che il Cagliari prendesse a titolo definitivo un giocatore come Simeone. Può essere utile per quelli che sono i dettami tattici, e faccio le virgolette così, nel senso non le posso fare che sto reggendo l'iPod, però fare finta che ho fatto le virgolette a dettami tattici di Maran, sempre se Maran resterà, perché secondo me credo e spero che ha vita corta sulla panchina del Cagliari. Comunque, una seconda punta veramente molto utile che viene da un'annata veramente disastrosa. Andrea Mereu lo potrà confermare tranquillamente perché l'anno scorso ce l'aveva a Fantacalcio. E non so bene quali siano stati i motivi di un'annata così disastrosa alla Fiorentina. Non riesco a concepirlo perché tecnicamente stiamo parlando di un giocatore secondo me molto valido. Ma non è perché viene al Cagliari, però comunque Simeone è un giocatore molto valido. Ha una discreta corsa, ha un buon dribbling, il tiro ce l'ha, cioè alla fine non è che gli manca tanto. Scusate, mi devo schiarire la voce. Alla fine l'unica cosa che gli manca è i colpi di testa, ma tanto a quello ci deve pensare Pavoletti, quindi nessun problema. È uno che ti può fare l'ultimo passaggio per l'azione da gol, come è quello che te la può concretizzare l'azione da gol. Quindi secondo me è un acquisto perfetto che al Cagliari serviva veramente tantissimo là davanti, perché è palese come João Pedro in quel ruolo sia totalmente inadeguato. João Pedro deve giocare dietro le punte perché è un trequartista, non è una seconda punta. E io sinceramente ripongo molta fiducia in Simeone. Non dico che farà 15 gol e assist man del Cagliari, però potrà fare bene. Intanto sta voce va e viene. Secondo me le possibilità per fare bene ce le ha. Spero solo che ci riesca, perché le possibilità ce le aveva anche l'anno scorso. Scusate per la voce. Scusate veramente, le possibilità ce le ha anche l'anno scorso, però non è stato in grado di farle, di attuarle, di metterle in pratica, insomma, avete capito? Ha fatto schifo. Non penso che questa stagione possa replicare lo stesso andamento di quella scorsa, però nemmeno penso che sia arrivato il top player a Cagliari. Parliamoci chiaro. È un buonissimo giocatore, parliamose. È un ottimo giocatore che sarebbe il titolare in non si sa quante squadre di Serie A. Però non dobbiamo nemmeno esaltarci, perché bisogna anche vedere come renderà. Già dalle prime partite, come arriva in termini di forma fisica. Staremo a vedere, sono molto curioso di vederlo sul campo, perché secondo me può fare bene. E secondo me farà bene, però comunque non vi aspettatevi una stagione da campione assoluto, perché comunque non penso accadrà. E per buona stagione intendo 6-7 assist e un 5 gol, che per una seconda punta sarebbe secondo me una stagione ottima. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.